Sono felice di presentarvi il mio bambino invisibile, che vorrei che piano piano da invisibile diventasse visibile per tutti quanti, e quindi farvelo conoscere in tutte le sue sfumature, il perché è nato questo bambino invisibile, e il perché del titolo, il perché della storia, e lo conosceremo piano piano nel corso della serata. Qui con me c'è Roberto Deri, e anche lui scrittore. La letteratura per l'infanzia in realtà è molto abusata anche nel parlarne oggi, ma in Italia e nel mondo mediterraneo in genere a livello letterario è molto poco utilizzata, mentre molto di più è sviluppata nel mondo anglosassone, negli Stati Uniti in particolare e nel nord Europa. Molto nei paesi, ripeto, di lingua inglese. Nel mondo mediterraneo, in quelli di lingue, diciamo, delle parti dell'est, molto meno. Questo accade anche e soprattutto si è perso, ecco, maggiormente addirittura per quello che è la letteratura successiva, quella che per ragazzi lì ancora di più mancano, diciamo, autori, soprattutto nella rappresentazione di quello che è la tematica un po' e l'emozione, potremmo dire, base che si trova nei bambini, nei ragazzi, che è quel senso di meraviglia, quell'entusiasmo, proprio quell'anelito vitale che li spinge proprio ad avere, io lo ripeto spesso questo, quell'estasi naturale di fronte a qualsiasi evento, a una scoperta, ed è quello che troviamo in questo libro, in cui comunque c'è anche un soprassalto emozionale da parte di un bambino definito invisibile, non tanto per un concetto fantascientifico ma per un concetto di interiorità invisibile in quello che è l'amalgama un po' e l'omologazione di oggi, quindi un'invisibilità che poi diventa, a mio avviso, unicità. Perché? Perché spesso si è invisibili nell'ambito della cosiddetta emarginazione, nell'ambito del disadattato, del misfit. Ti volevo chiedere perché questo titolo e perché hai scelto un po' una domanda che può sembrare banale ma essenziale per mostrare al pubblico un po' il fulcro, perché questo titolo e perché il bambino invisibile? Allora, il bambino invisibile perché secondo me ogni qualvolta c'è comunque un disagio sia da parte dei bambini sia da parte degli anziani ma anche delle persone adulte, si tende comunque a, come se ci si volesse nascondere dagli occhi altrui, proprio per difendere il nostro sé, il nostro l'intimo che c'è in noi. Quindi comunque c'è una forma di disagio nel dimostrare poi, no? Comunque tutti i nostri problemi, tutte le nostre ansie, e quindi si tende poi, si vorrebbe perlomeno diventare invisibili agli occhi altrui, proprio per difendere questo nostro disagio, quindi non farlo vedere, nasconderlo. C'è qualcosa, se c'è, che ti ha ispirato nell'ambito del tuo percorso di vita, a livello di persone, letterario o di esperienze, ecco? Ma diciamo che è una storia vera, comunque ispirata da una storia vera, il tutto è nato in modo molto casuale perché con il figlio di una mia amica, in pratica, che è entrato in confidenza con il mio cane, e ad un certo punto, siccome questo bambino aveva dei disagi, delle problematiche, a contatto con il mio cane, piano piano ho visto che riusciva a superare i suoi disagi. Certo non è stata una cosa immediata, non è stata una cosa veloce, però lentamente, stando vicini il bambino con il mio cane, vedevo che lentamente comunque si apriva il bambino e superava i suoi disagi, anche perché poi sappiamo che quando i genitori hanno paura quindi comunque hanno un certo timore nei riguardi degli animali perché li reputano sporchi, li reputano aggressivi, hanno comunque loro già una forma mentis per cui reputano gli animali in un certo modo, ecco che conseguentemente anche i figli poi dopo reputano gli animali in questo modo. In questo caso invece io sono riuscita lentamente a far superare a questo bambino questa forma mentis dei genitori attraverso il mio cane,